al tavolo tecnico che da adesso in poi per i prossimi 3 mesi partirà dal Veneto ha già un'idea delle prime 3 cose da stilare? Ma guarda, intanto stiamo parlando di una riforma epocale, di una rivoluzione anche nel metodo, porre al centro il cittadino. Abbiamo trovato un interlocutore che è quello del ministro Casellati, del governo, che condivide la sfida, e quindi faremo in modo che l'ufficio complicazioni affari semplici pian piano si disgreghi. Dall'altro potrei fare centinaia di esempi, pensate solo al termine perentorio, oltre al quale comunque diciamo all'interno del quale la pubblica amministrazione deve dare una risposta ai cittadini. Ad esempio, per molte pratiche ancora non c'è un termine perentorio, quindi il cittadino li aspetta mesi e mesi. Oppure introdurre in maniera perentoria il silenzio assenso, altro tema. E poi ci sono molte pratiche, pensi solo agli investimenti che si vogliono fare per le rinnovabili, ma dall'altro vanno a cozzare magari con una burocrazia a volte anche non molto concepibile e comprensibile rispetto ad alcune norme che vanno in diretta contrapposizione. Da questo tavolo... Vai. Finirà prima o poi l'epoca dei commissari? Ma i commissari sono il segno di un paese che ha delle difficoltà. Del resto questo è un paese nel quale ovviamente l'ufficio complicazioni affari semplici pesa, e quando devi far veloce ti nominano commissario. Così è accaduto col Covid, è accaduto con l'alluvione, con il terremoto, con tutto quello che poi prevede il buon senso, cioè la velocità. Io penso che se questo paese avesse un'impostazione un po' più anglosassone nelle norme, nel fare le leggi, andremo molto più veloci. Bisognerà cancellare anche molte normative per poter snellire e semplificare. Questo potrebbe essere uno dei primi ostacoli a quelle che saranno delle indicazioni che arriveranno al governo centrale da questo tavolo. Ma guardi, di fronte a questa mole di leggi con la quale questo paese si contraddistingue ormai a livello internazionale, noi facciamo un'opera di cesello per ridurre il numero delle leggi. Se avessimo una carta bianca e ripartire da zero, potremmo ripartire magari dal soggetto verbo predicato e scrivere una legge. Dopodiché ci sono tutti i detentori di interesse che approfitteranno di metterci dentro i complementi e tutto quello che ne va. Questa è la storia dell'Italia, perché poi tutti ci lamentiamo della burocrazia, ma alla fine ognuno poi ha il suo interesse. Basti pensare che per mettere il vino nella bottiglia ci vogliono 46 adempimenti amministrativi. Presidente, le chiedo schiettamente, conoscendo appunto il carrozzone, il lasso di tempo, quindi 3 mesi, è sufficiente secondo lei? Ma guardi, noi abbiamo le idee chiare rispetto a molte attività che abbiamo peraltro anche portato avanti. Ricordo questo ente ha già sburocratizzato quello che poteva a livello regionale, e noi in 3 mesi riusciamo a inquadrare gli argomenti e anche dove andare a agire. Dopodiché troveremo le soluzioni a livello nazionale per tutto quello che comunque compete al Ministero e quindi compete al governo. Casella postale di Luca Zaia, che cosa le scrivono le lettere che la colpiscono di più quando si parla di burocrazia? Ma guardate, noi cittadini, mi ci metto dentro, ma con tutti voi siamo angosciati dal fatto che molto spesso ti trovi un muro di gomma, o molto spesso nella banalità non sai dove andare a battere la testa, perché c'è anche un tema del fatto che comunque il processo amministrativo, cioè l'iter del documento, si sa da dove inizia, ma molto spesso magari lo perdi per strada, o dall'altro il non avere risposte. L'introdurre ad esempio un termine perentorio per avere una risposta, penso che sia un fatto di civiltà, c'è già per molte pratiche, ma non per tutte le pratiche. E quindi penso che questo, ad esempio, agganciato al silenzio assenso, possa andare in questa direzione. Se ci pensate, sburocratizzazione è stata fatta. Ad esempio nelle opere edilizie una volta c'era solo la concessione edilizia, quindi una roba solida. Oggi ci sono altre modalità, c'è la SCIA, c'è tutta una serie di attività molto più sburocratizzate che permettono di fare lavori che una volta non si riusciva a fare. Cioè, spostare una parete all'interno della casa non è che devi scomodare l'ordine degli ingegneri, ci sarà un progettista che ti fa la progettazione, sarà magari un ingegnere, un architetto, un geometra, quello che è, ma finisce lì, poi manderei una comunicazione. Anni fa invece era una roba che sembrava di costruire un condominio. Presidente, tornando all'autonomia differenziata, domani preconsiglio con la presentazione, quindi il Consiglio dei Ministri tra giovedì dopodomani, tra giovedì di questa settimana e la prossima. È il caso di dire ci siamo? Si sente fiducioso? Ma io me lo auguro, posso dire questo. Del resto devo far notare che questo governo in 100 giorni ha fatto quello che altri non hanno fatto. Abbiamo una norma che introduce l'obbligo della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Per 5 anni ho sentito dire che l'autonomia non si può fare perché non ci sono i livelli essenziali delle prestazioni, questo governo li ha resi obbligatori.
e dall'altro adesso il fatto che si parli ad ogni piè sospinto della legge di attuazione dell'autonomia significa che qualcuno l'ha scritta e l'ha anche già depositata, quindi resto fiducioso. Certo è che i compiti per casa ormai li abbiamo fatti. Se dovesse chiedermi cosa c'è ancora da fare, dico attendere che il governo si decida. Grazie.